Da Giulio Cainarca, a tutti coloro che sono all'ascolto e ben trovati al nostro appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì con Onda Libera, in una settimana che, come abbiamo detto più volte, è dedicata tutta all'analisi del quadro politico in vista del prossimo voto per le europee, ma ci permettiamo, anzi mi permetto questa mattina di aprire una finestra diversa rispetto alla stretta attualità politica che peraltro continuiamo a seguire sui giornali e dalle varie fonti di informazione per riprendere il filo esattamente da dove l'abbiamo interrotto stamani nel corso della rassegna stampa, ovvero dalle colonne di Italia Oggi. Italia Oggi che ospita stamani il cameo di Riccardo Ruggeri, un articolo che come avrete notato spesso in rassegna stampa, anzi quasi sempre in rassegna stampa è citato per un motivo molto semplice, perché mi sembra uno dei punti di vista, quello di Riccardo Ruggeri, più originali sull'attualità e anche più autenticamente democratici. Poi magari cercheremo di argomentare meglio il perché di questa affermazione, anche se chi ha letto e legge i pezzi di Riccardo Ruggeri può farsene un'opinione ovviamente da solo. Intanto io ho il piacere questa mattina proprio di avere con noi in collegamento telefonico Riccardo Ruggeri, che è autore di questa rubrica pressoché quotidiana su Italia Oggi e anche di un bellissimo libro del quale vorrei pure parlare. Ne parleremo magari con più calma in un'altra occasione, perché è un libro che vale la pena di leggere. Il libro si intitola Una storia operaia e ci fa compiere un percorso lungo tutto il Novecento attraverso la biografia del suo autore, che è un percorso vario, interessante e soprattutto guidato da uno spirito libero, che è quello che analizza i fatti della propria vita e anche della società in cui vive e li racconta con una eleganza e una grazia straordinarie. Io non sono tipo da iperboli, chi mi segue lo sa, per cui quello che dico è esattamente ciò che penso come singolo individuo. L'ho fatta già fin troppo lunga, ma spero che Riccardo Ruggeri, che è collegato con noi telefonicamente, mi possa perdonare. Buongiorno intanto Riccardo, ci diamo del tu se sei d'accordo? Sì, perfetto. Perché Perfetto. ce lo diamo in privato, dopo Perfetto. peraltro non esserci mai incontrati fisicamente. Grazie a te e grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Ecco, Riccardo Ruggeri, io volevo partire stamani, in rassegna stampa non ho fatto in tempo a leggerlo, dal tuo articolo su Italia Oggi, perché assieme a quello di ieri ci fornisce una chiave di lettura, dicevo prima, diversa da quelle dominanti negli editoriali e nei commenti dei grandi quotidiani, però molto interessante e ricca di spunti. Tu oggi ci consigli, attraverso il tuo pezzo, di dare un'occhiata a un paese che peraltro abbiamo molto vicino, che a pieno titolo fa parte dell'Europa, non fa parte dell'Europa in senso istituzionale, perché non è entrato nell'Europa che si è costruita da un punto di vista delle istituzioni in questi anni e tantomeno nella moneta unica, e però è un paese molto molto trascurato. Tu hai il privilegio, scrivi, di risiedere in quel paese, la Svizzera. Ce l'abbiamo alle porte, titola Italia Oggi, non sarebbe male dare un'occhiata a come funziona e soprattutto cercare di copiare quello che ci servirebbe dalla Svizzera. Questa suggestione, diciamo, del modello istituzionale svizzero in Italia non ha avuto molta fortuna, se non nel pensiero politico di pochissimi pensatori di minoranza, diciamo così, nella storia politica italiana. Dall'altra parte l'articolo di ieri è invece uno sguardo sull'attualità politica italiana in senso più stretto. Tu ieri argomentavi, Riccardo, dicendo, insomma, qui ho capito perché a un certo punto mi suonano loffie le affermazioni dei principali esponenti della politica italiana, perché più che fare politica cercano di venderla. Al contrario, invece, nell'esempio svizzero c'è un modo di fare politica pragmatico, empirico e soprattutto democratico, perché tiene conto della volontà del popolo. In definitiva, noi siamo in una situazione nella quale si va a votare domenica, ma il popolo italiano può esprimersi direttamente su ben poco, no? Allora, in che senso tu dici ci sono troppi venditori di politica? Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti ed è un sentimento che è diffuso in tutto l'Occidente. Chi ha usato per la prima volta questa locuzione è un giornalista Auburn inglese del Daily Telegraph, il quale dice proprio esattamente questo, dice che tutte le elite al potere, le leadership al potere ormai da molti anni, vendono politica anziché farla. Questo è un concetto che a noi sfugge, ma che è fondamentale.
vendere politica come se fosse un oggetto, diciamo così, sì, di puro marketing. Esatto, infatti, se tu noti, questo e Oborn ne fa questi personaggi che nascono improvvisamente o non improvvisamente, come Obama, come lo stesso Cameron, come da noi Renzi, sono personaggi che sono costruiti da questi spin doctors, come li chiamano gli inglesi, i quali costruiscono intorno a questo personaggio tutta una serie di lo trasformano in un prodotto e sono poi in grado di venderlo al meglio, con però un problema, che poi il prodotto è bellissimo, fantastico, ma quando il prodotto, anziché essere consumato, deve operare, lì nascono i problemi. Perché operare significa mettere in atto quelle che sono inizialmente soltanto promesse, e dalla fase, diciamo, della promessa alla fase della realizzazione ce ne corre. Penso che la storia degli ultimi 20 anni d'Italia, per non andare troppo indietro, prendo i 20 anni perché sono quelli che tutti considerano come la seconda repubblica, no? La chiamano così, dopo la svolta di Mani Pulite, che poi insomma bisognerebbe aprire un altro capitolo per capire se fu svolta o no e che cosa fu. Però in ogni caso convenzionalmente prendiamo per buoni questi 20 anni, risultati empirici pochi, perché leggendo i quotidiani come anche tu fai tutti i giorni siamo sempre in presenza delle analisi più consuete, cioè le analisi sulla situazione dell'Italia sono sempre quelle, i problemi sono sempre quelli, le promesse anche tendono a essere sempre quelle, ma la fase della esecuzione, della realizzazione dei programmi politici in sostanza non c'è mai stata di fatto, no? Reali cambiamenti come non possiamo forse neanche enumerarli, perché non ci sono stati in questi 20 anni. Certo, no, perché è proprio il meccanismo, cioè è molto simile alle aziende moderne. Le aziende moderne hanno degli meravigliosi obiettivi, perché sugli obiettivi siamo tutti d'accordo. Te senti chiunque parlare sugli obiettivi, da Obama a Cameron a Hollande e a Renzi, non puoi che condividerli, perché sono saggi, buoni, il futuro, lo sviluppo, tutte queste cose. Il problema vero è poi quella che gli inglesi chiamano l'execution, e allora lì cadono tutti, perché occorre coraggio, e per esempio nel mondo occidentale gli unici che finora hanno saputo procedere in questa questa fase fondamentale che è l'execution purtroppo risalgono a 30 anni fa, la signora Thatcher in Inghilterra e Reagan negli Stati Uniti. Tutti gli altri hanno fatto fuffa. Ecco, perché, come tu scrivi oggi, risiedere in Svizzera è un privilegio, a parte naturalmente il fatto della scelta di vita, ma un privilegio sotto il profilo dell'essere cittadini. Culturale, ecco, è un privilegio culturale. Dell'essere cittadini e uomini, tu scrivi. Perché? Sì, è un privilegio culturale, perché per motivi diversi la Svizzera si è dato un modello sociale e soprattutto si è dato un modello organizzativo, quindi legislativo e di elezione particolare, che tutto il resto del mondo non lo ha usato. Non l'ha usato e adesso si accorge, perché è stato prevalente, in particolare in tutti i paesi occidentali, è stato prevalente il fatto del bipolarismo. Una volta vinceva uno, una volta vinceva la sinistra e allora distribuiva un po' di reddito, vinceva la destra, ricostruiva il reddito, rivinceva la sinistra e così via, no? Questo è il classico modello americano, il modello inglese, che è andato avanti sempre così. Quando è arrivata la grande crisi, quindi nel 2007-2008, il meccanismo è saltato perché non c'è più nulla da distribuire. Tutti parlano di crescita, ma non è possibile esserci crescita se non fai determinate cose, e nessuno ha il coraggio di farlo. A questo punto che cosa nasce dal punto di vista legislativo? Che si fanno le grandi alleanze. Quindi negli Stati Uniti, anche se comanda Obama, in realtà oggi il potere è diviso tra repubblicani che dominano il Congresso e il Parlamento e lui che domina il governo. La stessa cosa succede in Francia, la stessa cosa succede in Italia, la stessa cosa addirittura in Germania, che
sono tornati alla grande coalizione, pur avendo vinto in modo straordinario la Merkel. Questo perché gestire il potere in periodi di crisi ci vuole il benestare di tutti per certi versi. Che cosa hanno invece gli svizzeri? Gli svizzeri hanno risolto alla radice il problema. Il problema in fondo politico è la rappresentanza, la governabilità e il controllo, no? Questo è sostanzialmente. La rappresentanza, il modello svizzero è garantita perché è rigorosamente proporzionale. Quindi fuori dai porcellum e dalle varie invenzioni. Italicum, senatus e tutte queste stupidaggini. La governabilità costringe i vari partiti all'alleanza. Infine il potere, però questo può portare alla difficoltà. In questi casi interviene il referendum. Il popolo. E quindi interviene il popolo sovrano. Oppure il popolo sovrano interviene su argomenti di cui sono tutti d'accordo. Il caso ultimo è stato il caso dell'immigrazione di 3 mesi fa, in cui tutti i partiti, meno uno, l'UDC svizzera, erano favorevoli. Tutte le leadership, le elite del paese erano favorevoli al modello, chiamiamolo europeo. Il popolo ha detto di no. E la stessa cosa è successa con questi referendum. Di domenica, che a noi pare assurdo che qualcuno si metta contro il salario minimo a 3.500 euro, cioè 4.100 franchi. E invece gli svizzeri hanno detto di no. Ha detto di no perché non era compatibile col conto economico della cosa. Mentre sul problema degli aerei Gripen, è la stessa cosa, tutti in Italia lo interpretano come il fatto che non vogliono fare gli F-30, come da noi gli F-35. Sì, gli svizzeri no, gli svizzeri hanno detto non siamo d'accordo su quel tipo di aereo perché costa troppo caro. Ecco, questa è la grande... Quindi non è che siamo ideologicamente contro... No. Gli aerei ci servono, però pagarli troppo non ci va bene in questo periodo. Non ci piace questa cosa qui, non ci piace tutto il processo di negoziazione, l'intervento gli svedesi, insomma, non gli piace il prodotto. E loro hanno votato tranquillamente no, e questo, come dice il Corriere del Ticino, abbiamo deciso di rimanere per un po' di tempo col tetto bucato, ma non siamo disposti a pagare le tegole a prezzo d'oro. E poi c'era un altro tema che ha coinvolto molto la popolazione, era quello che consentiva, diciamo, di esprimersi sul divieto ai pedofili di lavorare in qualsiasi modo con i bambini. Perché questo è un tema molto sentito di cui bisognerebbe fare discorsi molto lunghi. Anche qui è interessante sempre vedere come si schierano i vari partiti svizzeri, che sono l'arcobaleno totale, ci sono tutti, ci sono persino i comunisti più estremisti, trotskisti, c'è tutto, è rappresentato l'intero possibili ideologie. In questo caso a favore, contro questo referendum si sono schierati i cosiddetti partiti di sinistra, i Verdi, e una parte dei liberal radicali, che sarebbero in fondo quelli che da noi sono i radical chic, no? Quelli dei salotti, ecco, no? E al contrario il popolo ha detto la sua in maniera molto chiara. A maggioranza addirittura il sistema svizzero prevede una doppia. Per vincere un referendum bisogna avere due cose: avere la maggioranza dei singoli elettori, quindi almeno il 50% più uno degli elettori, e la maggioranza dei cantoni. In questo caso tutti i cantoni hanno votato contro, a favore o contro, adesso bisogna mettersi d'accordo. E questo è un po' il punto che io ricavo spesso, Riccardo, dalla lettura della tua rubrica, cioè il fatto, per quello l'ho definita una rubrica e un punto di vista autenticamente democratico, perché ci fai riflettere, anche con l'articolo di oggi sulla Svizzera, su una questione fondamentale, perché in questo periodo storico, e sempre più, diciamo, negli ultimi anni, noi abbiamo avuto come cittadini, direi normali, se mi passi l'aggettivo, la sensazione di essere dominati da processi di vertice, di elite, da linee di azione politica, economica e finanziaria
determinate da entità quasi sovrannaturali, no? Perché sembra che tutto venga dall'alto. Allora ce lo dice l'Europa, ce lo dice il Fondo Monetario, i meccanismi astrusi apparentemente della finanza, tipo lo spread che adesso apre la prima pagina dell'ANSA di questa mattina, no? Questo spread è un fantasma che per esempio ha consentito la liquidazione di un governo in Italia nel 2011 e l'instaurarsi di una serie di governi non eletti, mai votati dal popolo, e qui torniamo all'esempio svizzero, fino ad oggi. Però tutto dominato da, come dire, da esigenze superiori, da entità superiori. L'hanno detto in Europa, no? L'hanno detto in Europa. Lo impone il Fondo Monetario. Sì, ecco, e tu appunto metti invece costantemente all'attenzione di chi legge un tema fondamentale, che alla fine bisogna saper scegliere tra quello che è democrazia e quello che non lo è, con tutti i limiti naturalmente del sistema democratico, però il fatto di partire dalla Svizzera, dare un'occhiata alla Svizzera, che è lo spunto di questa mattina, ci consente di ragionare intorno a questo. Tu scrivi, guardando alla Svizzera noi possiamo capire come cittadini cosa non dovremmo fare e invece le difese che abbiamo contro questi meccanismi verticistici e le decisioni di organizzazioni mai votate dal cittadino, perché un po' quello è il discrimine fondamentale di oggi, no? Mi pare di capire. Assolutamente così. Per questo io dico una rubrica che invita a riflettere in maniera autenticamente democratica. Non voglio rubarti troppo tempo, avremo modo in futuro, Riccardo, di parlare anche di un'altra cosa, perché io ho accennato prima al tuo libro e mi rendo conto soltanto adesso forse di non aver parlato di te come autore e come giornalista, carriera che hai iniziato da poco, tra l'altro. Da 3 anni. Right. Grazie al mio amico Magnaschi. Dopo una lunghissima vita in una delle fabbriche italiane che tutti gli italiani conoscono e delle quali si sono fatti, credo, un'opinione, perché è stata un'azienda che ha fatto la storia per certi versi di questo paese e che ha anche partecipato alla storia di questo paese. La Fiat. Stiamo parlando della Fiat. Tu entri in Fiat come operaio e arrivi ad avere responsabilità manageriali di altissimo livello. Andrebbe raccontata a parte, e lo faremo, questa tua vicenda personale, perché in realtà io da lettore e da persona, ripeto, che non ti conosce se non attraverso le cose che hai scritto e il tuo libro, mi sono fatto l'idea di una vita che ne ha contenute tante di vite, con una sorta di fil rouge, cioè il fatto di affrontare da sempre situazioni di crisi, fin dalla nascita, perché la tua è la storia di una famiglia autenticamente operaia, non per definizione snobista. Sono nato in una portineria. E quindi nonno operaio, papà operaio, con una grandissima curiosità intellettuale e con una grandissima mamma operaia. E tu operaio inizi in Fiat e poi sei protagonista di una serie di incontri anche e di vicende manageriali, imprenditoriali, aziendali, umane, politiche, sociali, economiche straordinarie, perché la carriera che hai fatto ti ha permesso anche di avvicinare personalità che sono diciamo le personalità della politica e della storia di questo secolo. Ne parleremo a parte, io però una domanda voglio fartela. Che cosa significa per te essere operaio oggi? Perché il libro ha un titolo bellissimo, a me piace, io sono anch'io, per quanto ci separi qualche decennio di età, sono anch'io con la testa e col cuore tutto, diciamo, nel Novecento, se vogliamo. Sono poco adeguato forse alla contemporaneità, però questo titolo mi piace, anche per la parola operaio, che è una parola in disuso sostanzialmente. Sembra essere scomparso proprio materialmente, fisicamente, l'operaio, no? Però che cosa significa per te questo aggettivo, una storia operaia? Questo cioè io mi reputo di far parte dell'aristocrazia operaia, cioè l'operaio Fiat era il momento che diventava un operaio Fiat, lui si sentiva parte di una cosa diversa, tanto per dirne una, quando io ero operaio io guadagnavo il doppio di un tramviere e di un impiegato comunale. Questo ti diceva già il cambio, cioè io avevo un tenore di vita che era il doppio di quello di un tramviere, allora c'erano i tram e non gli autobus, e di un impiegato comunale. Noi avevamo la mutua Fiat, che è una qualche cosa che il Servizio Sanitario Nazionale se lo sogna. No? C'era tutta una serie di cose, i miei bambini andavano alle colonie,
Mia mamma da anziana andava 15 giorni all'anno in un grand hotel di Ospedaletti, a tutto a spese della Fiat. Ecco, questo era poi, come tu sei letto il libro, c'è il famoso discorso il racconto, che non è qui il caso di fare, della morte di mio padre, sì, del funerale organizzato dalla Fiat. Sì, che la dice lunga su qual era la filosofia aziendale, come si direbbe oggi, no? Ne parleremo a parte, e anche di che cosa vuol dire esattamente essere operai oggi, no? Perché questa parola qui non... Il discorso è un po' diverso, perché allora l'operaio era in contrapposizione al manovale. Il manovale era proprio la forma più bassa di operaio. L'operaio, tanto per dirne una, io non ci sono riuscito, perché le 2 volte che ho partecipato al concorso mi hanno bocciato, ma io non sono mai diventato operaio di prima categoria. Per diventare operaio di prima categoria bisognava fare un prodotto, un oggetto che si chiamava capolavoro. Questo ti dice cosa vuol dire, cioè un qualcosa molto simile alla bottega fiorentina del Rinascimento. All'artigiano nel senso superiore. Esatto. Beh, chiudo con una piccola domanda. Domani che cosa leggeremo nella tua rubrica? Di che cosa ti occupi? Visto che, insomma, questo qui è diventato un vero lavoro, perché forse i lettori non lo sanno, ma per scrivere 3.400 battute, quanto è la rubrica in questione, ci vuole del tempo. Io ci metto da 8 a 10 ore, non ci crede nessuno, ma io ci metto da 8 a 10. Io ti credo invece benissimo, perché so cosa significa cesellare un pezzo e soprattutto dargli una qualità. Domani di che cosa leggeremo? Questa è un'anteprima assoluta, nel senso spero che lo pubblicherà senz'altro. No, la cosa è una cosa molto strana. Io a ogni elezione cerco di intervistare tutti i potenziali leader, e ho una tecnica, non avendo provato a fare l'intervistatore nel modo classico e non essendoci riuscito, ho messo appunto una tecnica mia, e cioè io faccio una lunga premessa e poi faccio una domanda e la mando all'ufficio stampa o alla persona o al leader, il quale è libero di rispondere, e noi gli pubblichiamo la sua risposta, quindi non c'è neanche bisogno di incontrarsi, quindi ha la protezione massima l'intervistato. La volta scorsa hanno accettato solo Giannino e Ingroia, l'hanno rifiutata senza darmi nessuna spiegazione, non è che sia dovuta una spiegazione, ci mancherebbe, Berlusconi e Grillo, e poi invece Bersani mi ha tenuto a lungo sulla corda, ma poi non ha risposto alla domanda. Questa volta ovviamente ho cassato Berlusconi e Grillo, perché se si erano rifiutati l'altra volta non c'era nessun motivo di questa volta. L'ho mandata a Renzi, anche Renzi non mi ha risposto, allora faccio delle piccole notazioni garbate. Bene, io leggeremo insieme, per chi ascolta la rassegna stampa domani, il tuo articolo, l'articolo di Riccardo Ruggeri è stato con noi. Voglio solo dare un'indicazione a chi ci ascolta, poi ripeto, ne parleremo a parte di questo bellissimo libro che, complice l'operazione al menisco e qualche giorno di riposo, sono riuscito a divorarmi in pochi giorni, una storia operaia, e parleremo anche della tua attività di editore, che è una delle tante attività che hai fatto nella vita e che adesso stai conducendo da qualche tempo a questa parte. Però un'indicazione io la voglio dare: c'è un sito internet molto semplice da raggiungere, grantorinolibri.it, dove potete trovare i riferimenti anche per acquistarlo questo libro, per farvelo arrivare. Sì, perché noi siamo fuori dal giro della distribuzione dei grandi editori. Quindi grantorinolibri.it, potete acquistare questo libro, i cui proventi vanno esclusivamente a una seria organizzazione di beneficenza svizzera. Cioè i proventi generali, perché il libro lo pago io così come privato, e poi dei miei amici collaborano alla casa editrice gratuitamente, per cui il prezzo di listino diventa automaticamente
il beneficio per il beneficiario, che è un'organizzazione cristiana per la Agar International, esatto. che è un'organizzazione cristiana svizzera. Bene, Va bene. c'è anche una mail, editore@grantorinolibri.it, per chi vuol mettersi in contatto con Riccardo Ruggeri. Oppure Twitter, @editore Ruggeri. Bene, grazie a Riccardo Ruggeri, grazie Ciao, mille. arrivederci. Ci sentiamo. Saluti ai tuoi spettatori, grazie. Grazie. Ci leggiamo domani, anzi ti leggiamo domani. Buon pomeriggio. Grazie, ciao. La fedeltà. Errol Garner, la celeberrima Misty, per metterci in collegamento, trasferirci a Genova attraverso il collegamento con il direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli. Buongiorno Alessandro. Buongiorno
Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo a Genova, dicevamo, dove oggi Matteo Salvini ha una serie di appuntamenti che riempiono una pagina della Padania, un'agenda veramente molto fitta. Alessandro, come sta andando la cosa? Allora, sta andando benissimo, a dirti la verità, Genova sappiamo è una piazza abbastanza difficile in generale, però prima abbiamo visitato, presidiato un campo nomadi chiaramente abusivo, insomma abbiamo segnalato quali sono i soliti problemi di una città governata oramai storicamente dalla sinistra. In seguito siamo andati in un mercato ed è stato un vero bagno di folla. Guarda, io ti dico, pensavo che bene o male, sai, come dicevo, insomma, una piazza che a volte uno potrebbe pensare essere difficile, invece tante strette di mano, tanti applausi, insomma, la Lega è rilanciata, la Lega piace, la Lega di Matteo Salvini sta funzionando. Ecco, nel mercato questo è stato l'ultimo impegno della mattinata, no? Hai detto sì, prima. un mercato, adesso Matteo prende l'aereo, vola a Roma per registrare porta a porta, quindi un appuntamento anche per tutti i nostri ascoltatori. Questa sera ci sarà Matteo Salvini a porta e quindi potremo seguirlo anche nei prossimi giorni, lo registreremo qui a Radio Padania, lo riprenderemo anche nei prossimi giorni. Alle 23:20 questa sera, però prima c'è un'intervista alle 13:30 su Rai 1 durante il TG1 e un dibattito radiofonico su Radio Radicale alle 19:30, quindi una giornata parecchio lunga quella di Matteo Salvini, ma come lo sono tutte in questo momento. Come lo sono tutti in generale per Matteo in questa fase, sicuramente, indubbiamente. Domani ci saranno appuntamenti molto importanti perché andremo in piena terra rossa, andremo in Toscana e quindi vedremo, toccheremo Prato, toccheremo Massarosa, Montecatini Terme, Vaiano, Prato appunto, poi andremo a Firenze, anzi l'invito che ho fatto più volte ai radioascoltatori di Radio Padania, visto che abbiamo regalato le cipolle alla signora Elsa Fornero, le cipolle che magari le permetteranno di fare qualche lacrima vera e non le lacrime finte che ha fatto quando tutti sappiamo il discorso della riforma pensionistica sulla quale solo la Lega sta raccogliendo le firme per indire un referendum che cancelli quell'assurda riforma. Bene, vorremmo fare un regalo anche a Matteo Renzi e quindi l'invito va a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Padania di suggerirci qual è il regalo migliore. Bene, Alessandro, una curiosità, tu parlavi prima dell'incontro con cittadini e cittadine al mercato, quali sono gli argomenti che vengono fuori da questi incontri con la popolazione, con le popolazioni, con i cittadini? Nell'ordine di priorità, diciamo, un ordine di argomenti in scala gerarchica, cioè cosa tirano fuori i cittadini come questioni principali? Guarda, in generale, siccome i mercati che visitiamo sono mercati di periferia, gli argomenti sono questi mercati settimanali, quindi il pubblico che si incontra normalmente sono persone anziane, insomma, o pensionati. Alcuni dei temi riguardano proprio l'argomento pensione, la difficoltà di arrivare a fine mese e magari il fatto che qualcuno sottolinea e porta il discorso sul fatto che sono gli stessi pensionati oramai che devono sostentare e aiutare i figli, cosa che non era mai successa nella storia, perché sai, bene o male qualcuno aveva bisogno di aiutare il figlio per comprare la casa o insomma per motivi eccezionali. Oggi purtroppo, siccome oramai l'unico reddito tra virgolette sicuro, pur basso, è quello della pensione, i ragazzi se ne stanno a casa, la difficoltà per le famiglie è proprio quella. Ma oggi c'è stata anche un bel incontro di una signora di colore che a Matteo, quindi un perfetto italiano, ha espresso la sua vicinanza sulle battaglie leghiste contro il reato di clandestinità. E quindi questa signora, oramai penso residente a Genova da parecchi anni, ha detto non ci stiamo più, non ce ne stanno più neanche qui a Genova, e quindi fate bene anche su questo argomento. Bene Alessandro, io ti ringrazio per questo flash, naturalmente ne avremo ancora altri nel corso della giornata e del pomeriggio. Grazie, buon lavoro, buon viaggio e grazie, ci risentiamo, noi ci spostiamo verso Firenze. Ci risentiamo più tardi allora. Ti sottolineo il fatto che Matteo è rimasto molto colpito dal regalo che il Corriere della Sera ha fatto agli italiani, questo c'è la ripresa, insomma, sono molto colpito.
sulle cose belle dell'Italia che funziona a meraviglia e per cui bisogna votare anche in Europa di conseguenza. Sì, è uscito ieri questo inserto di cui abbiamo parlato e parliamo ancora oggi. Grazie ad Alessandro Morelli. Grazie Giulio, buon A lavoro. presto, a presto. Intanto teniamo aperte le linee telefoniche, poi nell'ultima parte della trasmissione ascoltiamo l'intervento di stamani di Matteo Salvini nella trasmissione Omnibus sulla 7, quella che è andata in onda a partire dalle ore 8 della mattina. Nel frattempo torniamo ad Errol Garner, alla sua Misty, poi ascolteremo tutto l'album no, ce la facciamo, però ascoltiamo qualche altro pezzo stamani. Intanto chi vuole intervenire può farlo sui temi della settimana, che sono poi in sostanza legati al voto di domenica, all'euro, all'Europa. Questo qui è l'argomento del giorno, quindi non deviate da questo argomento per quanto possibile, anche se questo argomento ne contiene tanti altri. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta. Garner, Misti, e torniamo però in diretta con due ascoltatori o ascoltatrici in attesa telefonica 02 66 20 35 29. Per il momento niente SMS perché per un motivo molto semplice, non ho voglia di tenere aperte troppe finestre del computer che mi incasinano la vita. Pronto? Sì, ciao Giulio, sono Sergio di Assago. Ciao Sergio. È la prima volta che chiamo, volevo fare i complimenti alla radio, al Matteo Salvini che è un grande. Sono un po' emozionato, che chiamo. Volevo fare suggerimento per il regalo a Matteo Renzi. La borsa della spesa con la lista della Picerno. Beh, buona, quella è buona. Su come spendere 80 euro per 2 settimane. Nella lista della Picerno, dentro una borsa con il regalo per Renzi. Bene, l'aria fritta costa 0 peraltro al chilo, quindi è una roba che puoi comprare in quantità per 2 settimane con 80 euro. Quello sì. Sì. Va bene, grazie mille. Poi è ipocalorica, ti tiene in forma, quindi è ottima l'aria fritta. 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, Romeo da Vedano Lona, Varese. Comunicazione di servizio, posso farlo? Dipende da quale servizio vuoi svolgere, prego. Allora, questa sera alle ore 21, Vedano Lona, Varese, in Villa Liverti, Galli, praticamente, Candiani e la Francesca Brianza. Questo è Vedano Lona. Sì, Vedano Lona, tutto per le europee. Alle 21 di questa sera, Galli, Candiani, Brianza. Incontro dei candidati della Lega alle europee. Bene, ti ringrazio per la comunicazione di servizio. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire telefonicamente. Pronto? Caduta. Ciao Giulio, sono Attila. Eccoci qua, Attila, buongiorno. Ascolta, io ho sentito l'altra sera Grillo. Sì. E due cose mi hanno un attimino... Quando parlava di destra e sinistra ha detto che il comunismo è stato mal applicato. Questa è la prima cosa. Sì. La seconda cosa, sull'immigrazione, ha detto che siamo dotati di satelliti che vediamo partire. Queste sono state le sue due risposte. Per quel che riguarda il regalo a Renzi, io gli do un bocettino di Kutalax, così lo fa rendere consapevole di come ci sentiamo noi quando parla lui. Ciao, buona giornata. Ti saluto. 02 66 20 35 29.
Allora possiamo dire ad Maiora sempre. Ad Maiora sì, come diceva Biscardi. Appunto. Non è che lo poi diceva lui. Veniva fuori il colonnello. Da ultimo lo diceva lui, però lo dicevano tanti prima di lui. Ma va all'acqua dove tira, no? Vabbè, comunque va benissimo, alla grande, alla stragrande, col vento in poppa, tutto a meraviglia. Vabbè, speriamo sempre meglio, dai. Ascolti, io ho telefonato ancora qualche periodo fa per dare un suggerimento a Salvini, se l'idea poi la sviluppa come vuole. E noi abbiamo questo Mare Nostrum, la frontiera meridionale dell'Europa difesa dall'Italia, la Spagna spara, la Francia se ne frega, l'Italia va a prenderli, per carità, dal punto di vista umanitario tutto è possibile fare. Però visto che l'Europa ha riconosciuto che il sud è la frontiera sud dell'Europa, perché non fa intervenire, per esempio, ecco, allora il suggerimento che posso dare, poi Salvini se terrà opportuno la sviluppa, perché non far intervenire anche, visto che è la frontiera sud dell'Europa, alcune navi, non so, della Danimarca, del Belgio, della Svezia, della Finlandia, che fanno tanto i bravi, la Germania e tutto quello che c'è attorno, cioè la NATO, tanto però dal punto di vista solamente dell'Europa. Perché non far intervenire 2 navi danesi, una nave germanica, una nave tondesca, tanto per dirlo? Allora, se questi prendono questi profughi, raccolgono loro, perché non se li portano nel loro paese, visto che la nave militare è solo dello Stato di appartenenza? Bene, ti ringrazio. L'Europa non esiste, ovviamente, perché quando rispondono delle istituzioni di vertice che non possono tener conto dei punti di vista di 28 paesi per considerare l'Europa intera, o anche di 18, quelli dell'Eurozona. Comunque, siccome queste istituzioni di vertice, tipo la Commissione, non possono rispecchiare la volontà di 28 paesi diversi, si limitano a risposte come quella che hanno dato ieri a Renzi, il quale ha buttato là la solita storia: l'Europa deve intervenire. Gli hanno risposto: stiamo già facendo quello che possiamo, che è come dire non esistiamo, punto primo, e punto secondo, quello che facciamo è il nulla, no? Quindi questa è la risposta. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Clara da Sondrio. C'è una cosa che sta preoccupando abbastanza forte, per esempio, una cosa tra virgolette, l'islamizzazione, perché quando si sente come si dice, la sigla, noi abbiamo diritto alle moschee, abbiamo diritto alle scuole, togliamo i crocefissi, non facciamo più i presepi, adesso addirittura lasciamo le piscine solo alle donne musulmane. Forse la radio dovrebbe fare una piccola rubrica di tutte queste cose che si sentono in giro. Va bene, la saluto. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta. Pronto? C'era già un pronto in agguato. Pronto, buongiorno. Giulio? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Giuseppe da Lecco. Senti, io ho seguito prima la trasmissione con quel signore che c'era con quel libro. Io sono un ex albergatore. Sì. Allora, io vorrei dare qualche consiglio in questa direzione. Prima di tutto il federalismo, se si può, il più presto possibile. Perché se vogliamo risolvere il problema degli alberghi, adesso abbiamo gli alberghi pieni di extracomunitari e il signor Napoletano, il Re Sole, non so se li pagherà perché sarà come l'accredito IVA, quei signori non prenderanno mai i soldi. Però quello che ha detto lui con le colonie, bene, la Germania, io sono stato in Germania, lo fa già da tanto tempo. Noi potremmo mandare i nostri anziani a fare praticamente le ferie in tutti gli alberghi nel sud Italia, però è fondamentale che si faccia il sistema federale. La Germania stila un calendario e ogni land fa un mese dell'anno le ferie. Facendo così noi diamo piena occupazione agli alberghi. È importante passare il federalismo, secondo me. In più però mandando gli anziani si potrebbero fare dei prezzi agevolati, e così per i bambini, invece di mettere gli extracomunitari, metteremo i nostri anziani che hanno lavorato una vita e meritano. Questa va detta al signor venditore di pentole Renzi, che si potrebbe fare qualcosa di positivo perché se lo merita. Ciao Giulio. Ti saluto. L'altra chiamata, la prossima, 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Marco da Trezzo. Buongiorno.
Allora, questa mattina io ero in un posto dove non potevo ascoltare Radio Padania e ho ascoltato radio anch'io, sai quel programma che c'è sulla RAI? Sì. E c'erano due esponenti del Movimento 5 Stelle. Ora io mi domando se questi qua lo fanno, ci credono, ci sono. Praticamente loro hanno detto che arriveranno forse vicino al 30%, vuol dire avere 12 milioni di voti circa, no? Perché il 30% su 40 milioni sono 12 milioni. Eppure alla domanda, ma quando voi due sarete ministri della Repubblica, cosa farete, che programmi avete? Loro questi hanno risposto che tutto si svolgerà nella rete, i nostri votanti in rete, vabbè, ma quanti sono quelli che vi danno solitamente i contatti con la rete? Ma saranno 50-60 mila, no? Allora questi qua con 12 milioni di voti vorrebbero far governare l'Italia dal parere di 50-60 mila persone. Ora io mi domando e dico se questi hanno il cervello o meno. Ciao, Padania Libera. Ti saluto, 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Cianfreni. Io penso che a volte si abbia delle aspettative troppo forti su questi politici, soprattutto nel sud Europa. Mi interessa dei sistemi produttivi, io vedo che gli unici che sono cresciuti anche con la recessione sono i giapponesi, perché loro hanno un modello fordista basato sull'incentivo di squadra più che individuale, perché sono asiatici e come fordisti, toyotisti sono riusciti comunque a vendere milioni di auto. Io penso che la Germania voglia mantenere la manifattura qui in Europa, non credo che la Merkel abbia intenzioni ostili particolarmente del sud Europa. Il problema è che qui c'è solo il nord Italia che riesce ad avere vocazione imprenditoriale. Quindi? E quindi bisogna cercare di integrare queste economie del nord Italia con il resto d'Europa che ha questa vocazione manifatturiera dell'esportazione, altrimenti se si guarda la classe imprenditoriale del centro-sud è troppo invischiata in questo pattume. Cioè facciamo un referendum per annetterci alla Germania? Ma diciamo cercare di avere dei legami oltre che così superficiali di Parlamento anche a livello di integrazione industriale, secondo me. Appunto, annettiamoci alla Germania. Bene, grazie anche a lei. 02 66 20 35 29. Un po' di musica. Chi è in agguato? 02 66 20 35 29. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Matteo da Milano. Prego, Matteo. Ecco, io volevo fare una riflessione soltanto, perché... Sull'Europa, sull'euro. Sì, sull'euro, esatto. Diciamo che l'italiano, credo, fin quando non imparerà con le sue mani, toccando, diciamo, e scottandosi realmente, non capirà. Noi siamo figli di inciuci fatti da Prodi, diciamo architettati da Monti, che era già lì in quella sede, e invece di scrollarci di dosso da questa situazione, noi abbiamo il popolo italiano, non purtroppo anche padano, ma italiano, che continua a votare chi? Gli eredi, i renziani, queste persone che invece vogliono continuare a, diciamo, perseverare in questo sbaglio. Quindi allora a questo punto mi stupisce molto, ma anche fino a un certo punto però, che persone come Berlusconi ed altri vadano a braccetto con Renzi nel perseverare in questo errore. Io credo che sarà la tomba dell'economia italiana e purtroppo del nostro paese. Grazie. Ti saluto Matteo, 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto, sono Franco da Torino. Buongiorno Franco. Sono un po' deluso da Torino, da tutta la banda che ce n'è, perché la gente qua passa solo il fatto che ci sono le mutande di Cota e non guardano che il Chiamparino ha fatto fuori da sindaco miliardi e miliardi di euro e continua a passare sempre la mutanda. Sono veramente stufo. Bene, archiviamo le mutande, mettiamola così, 02 66 20 35 29.
in attesa. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, la sento bene. Sì, buongiorno, mi chiamo Roberto, chiamo a Treviso. Vorrei dire due cose molto semplici. Beh, la prima credo sia sul discorso di grillini. Io credo che abbiamo a che fare con della gente che vuol fare una rivoluzione al rovescio, nel senso che qui si parla veramente che con quella gente lì pochi decidano per tutti, quindi veramente è il contrario della democrazia, perché tre persone, il grillo, l'altro pazzo con i capelli lì, e quelle quattro persone decidono per un paese intero. È follia pura. Sembra quasi una rivoluzione francese al rovescio, a parte che poi quella gente lì fece la fine di quelli a cui gli tagliarono la testa. Comunque, al di là di questo, c'è da dire un'altra cosa, che il pericolo è che noi diventiamo i cinesi dell'Europa, quello che probabilmente il nord Europa vuole fare di noi, fare quello che fanno con i cinesi in Toscana, della buona Toscana governata lì dai grossi comunisti, cioè schiavi dell'Europa, ed è quello che rischiamo di diventare, cioè di essere i cinesi dell'Europa, noi, gli spagnoli e i greci. Ecco, io credo solamente una cosa, che, e l'ho detto tante volte perché vi ho chiamato spesso, che un buon accordo tra Forza Italia e la Lega possa permettere di ristabilire un pochettino i paletti. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. 02 66 20 35 29. Pronto? Sì, sono Paolo Varese, Buona Padania. Salve Paolo. Però una cosa volevo dire, secondo me io faccio complimenti a tutti coloro che telefonano, che lanciano idee e quant'altro, però dobbiamo combattere contro un grosso problema in Italia, in Padania, insomma dappertutto, cioè l'ignoranza ma nel senso vero e proprio della parola, cioè la non conoscenza, perché c'è tanta gente che non conosce i nostri programmi, non conosce la nostra etica, la nostra filosofia, cosa facciamo. Se uno non ascolta Radio Padania o non legge la Padania, è completamente fuori da ogni gioco, da ogni logica, da ogni informazione, e si basa solo in base a quello che sente su Canale 5, Sky PD 24, la Rai e così via. Di conseguenza, quando poi si parla magari della Lega, tutti stessi sono un paio di balle. Ci sono certe cose, fanno così, perché solo parlando con la gente capisco che ci sono tanti, sono leghisti, hanno la nostra stessa testa, ma non lo sanno di essere. Di conseguenza, ognuno di noi, la cosa migliore, più intelligente che può fare è informare la gente che esiste la Lega con determinate idee e va sostenuta. Ciao, buona giornata. Ti saluto e passiamo alla prossima chiamata. 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Niente, io pensavo di voler dare un consiglio a Salvini e a tutto lo Stato della Lega, dicendo di mettere delle persone di fiducia in tutti i seggi, perché sinceramente io di questi qua non mi fido. Quindi se ci fanno sparire anche un po' di voti, annullando delle schede o invalidando qualcosa, tutto il lavoro che ha fatto fino adesso Matteo andrebbe un po' col paese. Quindi l'ultimo sforzo è tutelarci un po' nei seggi elettorali e formare dei militanti. Ci sono normalmente i rappresentanti di lista, ovviamente. Sì, però questi qua sono vecchie volpi, cioè i comunisti ci sono sgamati in queste cose e tutte le volte riescono a invalidare qualcosa più a noi che agli altri. Bene, ti ringrazio, ti saluto. Sì, buongiorno, sono Mattia. Buongiorno. Buongiorno. Una piccola riflessione. Credo che sia una battaglia persa per l'euro. Quale? L'euro, la nostra battaglia contro l'euro, contro questo tipo di euro, questa moneta. Io mi domando, le persone normali, il ceto medio, il più penalizzato da questa moneta e da questo tipo di politica economica, non si ribella.
L'operaio, che è quello che in questo momento tira la cinghia, cerca di arrivare alla fine del mese con difficoltà, non straccia la tessera del sindacato. I sindacati che dovrebbero tutelarlo non manifestano, non fanno nulla, stanno in un silenzio, in un oblio, sospetto addirittura. Quindi io credo che se i diretti interessati, gli italiani, i ceti interessati, non sviluppano un senso di ribellione verso coloro che li rappresentano, specialmente a livello lavorativo, i sindacati, se non c'è questo vuol dire che non c'è la voglia, e purtroppo ne faremo le spese anche noi, ovviamente. Grazie, buongiorno. Ti saluto, buongiorno. Altra chiamata, pronto? Pronto, sono in diretta? Prego. Buongiorno, Buongiorno. Sono Anna Maria da Torino e mi riferisco alle ultime 2 telefonate, anzi alla penultima e alla terzultima. Per quanto riguarda l'informazione è di importanza fondamentale. Purtroppo la Lega non ha tanti canali di informazione quanti dovrebbe averne, perché io mi rendo conto, parlando anche con i conoscenti, amici, hanno le nostre stesse idee, però non conoscono i programmi, non conoscono niente, non conoscono proprio perché non tutti seguono Radio Padania purtroppo o leggono la Padania. Un'altra cosa molto importante per quanto riguarda quel signore che diceva bisogna stare attenti ai seggi e mettere persone di fiducia, ha perfettamente ragione, perché sappiate, questo lo so per certo, ci sono degli infiltrati, perché io conosco persone della sinistra che si sono anche sbilanciate, quindi attenzione a chi mettete nei seggi, è molto importante. Grazie, buongiorno.
capo dello Stato che dice però dobbiamo andare a votare? Questa è una prima parte, poi c'è tutta la parte contro gli sterili nazionalismi, populismi che immagino le sia piaciuta meno. Sì, lui è peraltro Presidente della Repubblica Italiana e quindi rappresenta teoricamente un popolo e una nazione, se gli fanno schifo è un problema suo, però è in linea con una campagna elettorale triste. Ci sono i tre potenti signori dell'insulto, Renzi, Grillo e Berlusconi, che si danno del ladro, del mafioso, del buffone, dell'assassino, dello sciacallo. È triste, devo fare il moderato io, segretario della Lega, che ho scelto di fare proposte politiche. Ieri a Novara c'era un concorso per un posto da infermiere, si sono presentati in 4.000 da tutta Italia. L'emergenza non è Grillo, non sono gli 80 euro di chi lavora, l'emergenza è il lavoro che non c'è. Quindi siccome si chiede il voto per andare a Bruxelles, io come Lega spiego a chi ci sta guardando da casa cosa faccio se qualcuno domenica scrive Salvini sulla scheda elettorale. 1. Cerco di uscire dalla gabbia dell'euro, con i francesi, con gli austriaci, con gli olandesi, con gli spagnoli, con tutti quelli che, Germania a parte, ne sono stati massacrati, perché i prodotti italiani converrebbero di più, venderebbero di più, e se uno vende prodotti italiani assume operai italiani. 2. Sull'immigrazione l'Europa non esiste, io non sento parlare di immigrazione, Renzi, Grillo e Berlusconi si insultano. Però che cosa fare? Ci sono dei confini, difendiamoli con soldi, difendiamoli con uomini. L'abbiamo proposto come Lega a Strasburgo a ottobre l'abbiamo proposto, dividiamo fra i 28, oneri e onori, bocciato, emendamento della Lega Nord bocciato. 3, l'agricoltura, la pesca, il commercio vengano lasciati agli stati e alle regioni. Bruxelles sta massacrando, sono a Genova, la pesca sta massacrando l'agricoltura da nord a sud. Io per questo chiedo il voto alla Lega per andare a Bruxelles. Non me ne frega niente se poi Grillo va da Napolitano, se Renzi vince il derby, se Berlusconi regala le dentiere. È questo che mi mette tristezza. L'Europa è quella che ci ha chiesto di fare la legge Fornero sulle pensioni? Noi stiamo raccogliendo 500.000 firme per cancellarla questa schifezza della legge Fornero sulle pensioni. Io voglio stare in Europa ma a testa alta. Potrete incidere però sull'Europa, cioè torno alle parole dell'onorevole Scalfarotto rispetto al Movimento 5 Stelle, cioè voi avete una salda sintonia, diciamo così, con Marine Le Pen, no? Però poi da un punto di vista di consistenza numerica e di voti quanto conterete in Europa? Guardi, sarà la prima volta nella storia che probabilmente arriveranno non 30, non 50, non 100, ma i sondaggi in tutta Europa dicono fino a 200 rompiscatole che vogliono un'Europa diversa, con meno banche e più lavoro. Chi vota Lega domenica vota una comunità, vota un'alleanza, vota Marine Le Pen, vota gli austriaci, vota gli olandesi, vota i fiamminghi, gli svedesi, i finlandesi, i polacchi. Quindi chi vota Renzi o Berlusconi vota tedesco, con tutto rispetto per i tedeschi, e non c'è il derby Italia-Germania, però chi vota Renzi vota un tedesco, chi vota Berlusconi vota la Merkel, chi vota Lega vota qualcos'altro, vota un'altra Europa. Sì, vota un'altra Europa. E i sondaggi al volo dicono che molto probabilmente, io voglio tornare a Omnibus e poi ne riparliamo, che la Lega sarà la sorpresa di queste elezioni e io voglio arrivare quarto dietro i tre potenti signori dell'insulto e sono sicuro che la Lega arriverà quarta in tutta Italia. Allora poi ci rivediamo la prossima settimana, ci diamo già appuntamento pubblicamente per commentare quello che sarà stato l'esito del voto. Buongiorno a Francesca Spazzi. A questo punto per essere quarti mi chiedo quanto qual è la percentuale, per essere quarti e che vi soddisferebbe, e poi mi dice in tutta Italia. Io l'ho visto l'altro giorno a Napoli cacciato a insulti, quindi mi chiedo se anche al sud, insomma, se anche zone centrali. Sentiamo, spero che abbia sentito Salvini. Non so se ha sentito. Sì, io sono stato in giro in Sicilia, in Puglia, in Calabria, in Campania, incontrando migliaia di persone che anche lì vogliono bloccare l'immigrazione clandestina, vogliono uscire dall'euro,
A Napoli ci sono stati una quarantina di ultra che hanno fatto casino, ma quella non è Napoli. Ho ricevuto 200 inviti a tornare a Napoli da gente che dice Napoli non è Genia Carogna, non è solo il tifo da stadio, quindi lì è un problema che va oltre la Fornero e le pensioni. E io sono sicuro che anche in tante città del centro e del sud, sono stato a Lamezia Terme, a Locorotondo, a Catania, nella stessa Roma, i due temi principali che noi stiamo offrendo agli italiani da nord a sud, stop all'immigrazione che ormai è invasione, e fuori dalla gabbia dell'euro per riprenderci la moneta e il lavoro, prenderanno tantissimo consenso anche al centro e al sud. Ma Salvini, lei quanto si aspetta? Quanto sarebbe un successo per essere qua? Insomma, vogliamo un numero. Vogliamo un numero, Salvini, si sbilanci. Guardi, per essere quarto, non so, facciamo almeno il 6%. Almeno. Che vuol dire il doppio rispetto a quello che davano alla Lega 3 o 4 mesi fa. Ricordate, ci voleva il salva Lega, la Lega è sparita, la Lega non c'è. Saremo i quarti, sopra anche quel nulla di Alfano. Quel nulla di Alfano. Dove eravate, dice Fratoianni? Perché, no, ma guardi, la Lega è da 20 anni, è dal 98, trovate su internet, se uno digita Bossi Europa, dal 98 ci davate, anche come giornalisti, degli uccelli del malaugurio perché dicevamo occhio che questo euro non funziona, occhio che questa Europa porterà alla disoccupazione, e quindi ci siamo arrivati. Non capisco perché voler controllare il proprio lavoro, il proprio futuro sia egoismo nazionale, difendere la pesca, l'agricoltura, il commercio. L'unico modo per poter pagare il mutuo a fine mese è lavorare. Una moneta italiana, una moneta più giusta, una moneta diversa dall'euro tedesco rende più competitivi i prodotti italiani, più convenienti i prodotti italiani, e quindi potremo comprare più prodotti italiani perché costeranno di meno, si potrà venire a fare turismo in Italia perché sarà più conveniente. Risultato, ci saranno più posti di lavoro, quindi uscendo dall'euro è più facile pagare il mutuo, è più facile fare benzina, è più facile fare la spesa, perché se non lavori non paghi niente. Quindi la nostra scommessa, sostenuta da 6 premi Nobel dell'economia che contestano l'euro, è questa, che un ritorno a una moneta più giusta fa ripartire il lavoro. Poi sull'immigrazione non ho sentito una parola, su alcune tematiche. La Turchia, l'Unione Europea ha dato e darà 10 miliardi di euro alla Turchia, che è uno Stato che cresce 4 volte più di noi, per invogliarli a entrare in Europa. Io dico no, io dico A, la Turchia non c'entra niente con l'Europa, B, è demenziale regalare 10 miliardi a un paese che cresce più di noi, che poi usa quei miliardi per fare concorrenza ai nostri imprenditori. Ci sono proprio due Europe diverse. Poi mi domando come un greco, che è proprio il simbolo del massacro della moneta unica. Vi ricordate Monti, quando proprio alla 7, Monti alla 7 disse la Grecia è l'esempio del successo dell'euro. Guardate il fatto che uno dovrebbe essere ricoverato, vada a dirlo ad Atene ai disoccupati. Però mi domando come uno che ha un leader greco come candidato presidente della Commissione europea dica però l'euro non si tocca, quando ad Atene una persona su 2 è alla fame. Io non voglio che mio figlio muoia di fame, molto semplicemente questo. Io preferisco che l'Italia sia Italia, punto, stando in Europa ovviamente, perché questo euro è la rovina dell'Europa. Allora, io voglio stare in Europa, però con i francesi, con gli olandesi, con gli austriaci, con una moneta più giusta. Della Germania. Salvini. Ma guardi, ho preso appunti. In studio tutti difendono l'euro. Tutti. Ho sentito che se usciamo dall'euro, allora abbiamo gli stipendi del Bangladesh, c'è la coda ai bancomat, facciamo la fine dell'Argentina, ci sono 5 milioni di italiani che scappano al confine con le valigie piene di euro, manca il non si trova più parcheggio e ci cadono i capelli, e fuori dall'euro le abbiamo tutte. Io ho 2 figli, sarei un matto se facessi una politica che rischia di far star peggio i miei 2 figli. Io prendo atto del fatto che 12 anni di euro hanno arricchito pochissimi. È giusto che i tedeschi difendano con le unghie e con i denti l'euro, ci hanno fatto bingo, e quindi erano in deficit commerciale prima dell'euro ed eravamo sopra i tedeschi. Noi avevamo meno disoccupazione dei tedeschi prima dell'euro, anche grazie all'euro. Adesso i tedeschi vendono, spendono, spandano,
e tutto il resto dell'Europa mediterranea invece ha una disoccupazione che non si conosceva da 50 anni, quindi ci sta che un tedesco difenda l'euro, ci sta meno che un politico italiano difenda l'euro, però ripeto, siccome l'economia è la vita reale, io domando, al di là, ho scoperto anche che i premi Nobel dell'economia sono inventati dagli americani che ce l'hanno con gli europei. Segnalo che alcuni dei premi Nobel che dicono che converrebbe agli italiani uscire dall'euro, il sito è bastaeuro.org, gli ultimi due sono europei, europeissimi, un cipriota l'ultimo, quindi non arrivano da Marte né da Washington, però siccome è giusto che i telespettatori a casa controllino se non si fidano, sul sito bastaeuro.org ci sono i virgolettati di questi 6 premi Nobel complottati dalla banca centrale svedese e dagli americani che dicono occhio, italiani, l'euro è una roba sbagliata. Detto questo, siccome l'economia è fare la spesa oggi pomeriggio, io chiedo a chi ci guarda da casa, ho sentito che la lira era piccola, brutta, inflazionata, se era più facile pagare il mutuo 15 anni fa o è più facile pagarlo adesso? Se la gente lavorava di più 15 anni fa o lavora di più adesso? Se a fine mese riusciva a mettere via dei risparmi di più 15 anni fa o adesso? Se con questa robetta qua, piccola brutta, questo 1000 lire, 1000 lire. Cosa si comprava con questo e cosa si compra oggi con 50 L'economia è questa. L'economia non è lo spread, la birra col Würstel che si mangiano all'Oktoberfest che anch'io adoro. L'economia è che cosa faccio con la moneta in tasca. E il fallimento dell'Europa però non passa solo da una moneta evidentemente sbagliata, difesa dai tedeschi, osteggiata da tutti gli altri. Sui Marò, l'Europa cosa ha fatto? Zitto. Gli alluvionati italiani, gli alluvionati dell'Emilia, della Sardegna, della Toscana, del Veneto, sapete che cosa hanno avuto dall'Europa? Zero, perché ci hanno detto che i fondi per i grandi disastri partono dai 3 miliardi di euro di danni in su. E siccome le alluvioni in Italia non sono state abbastanza disastrose, il fondo non scattava. Questa è l'Europa, quella che mi impedisce di fare il formaggio, di pescare il tonno, quella che mi ha messo in tasca una moneta che Schulz, i tedeschi che hanno onestà intellettuale, ha fatto bene il giornalista prima a dirlo, i tedeschi hanno fatto bingo con l'euro, sono stati geniali, il problema sono tutti gli altri. Se io sono disoccupato non lo pago il mutuo. Con una moneta diversa che mi permette di tornare a lavorare, il mutuo lo pago, di una semplicità imbarazzante. C'è Scalfarotto che non si tiene più perché dice deve rispondere. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. In questa parte finale della trasmissione Onda Libera vi stiamo proponendo gli interventi del segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, che ha parlato così a Omnibus, trasmissione della mattina dell'emittente La 7, la mattina odierna ovviamente, mercoledì 21 maggio. Ed ora le battute finali della trasmissione, le battute ovviamente del nostro segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini. Le ascoltiamo. Il reddito di cittadinanza le piace? Ma guardi, io preferisco che ci sia reddito da lavoro, poi non boccio a prescindere le idee di qualcun altro perché non sono mie, figurarsi, io preferirei che ci fosse reddito da lavoro, non mi piacciono i salva Roma, i salva Napoli, i salva Venezia, io preferirei che la gente avesse reddito perché lavora, molto semplicemente questo. Poi una riforma del lavoro noi stiamo cercando di farla con la collaborazione degli italiani, anzi ne approfitto, magari finita questa bella trasmissione ho alzato un po' i toni, però la storia del ghiacciolo che costava 1000 lire mi ha veramente divertito. Vabbè, poi parlatevi con finita la trasmissione, se qualcuno esce di casa per andare a fare la spesa e passa in comune e ci dà una firma per cancellare la riforma Fornero sulle pensioni, quella è una riforma del lavoro. Perché adesso con gli italiani che vanno in pensione il più tardi rispetto alla media europea, i giovani difficilmente entrano nel mondo del lavoro.
sono a caccia di soldi. Il secondo referendum che si può firmare oggi in comune regolamenta e tassa la prostituzione, come fanno Svizzera, Austria, Olanda, Germania. Io sto cercando come Lega di fare un programma basato su proposte. Tassando la prostituzione e togliendola dalle strade, lo Stato potrebbe incassare 4 miliardi e con 4 miliardi fai tante cose. Quindi io lascio che Grillo, Renzi e Berlusconi si insultino. Andate a firmare, regalatemi questa soddisfazione e liberiamo un po' di energie sane per il Paese. Il mondo di Tarkus è in onda tutti i lunedì dalle 22 su Radio Padania Libera.